grande ringraziamento per questo incontro che ci vede qui ancora presenti al Castello Normanno Svevo di Aci Castello. Un grande ringraziamento alla città di Aci Castello che patrocina questo incontro e ci dà la possibilità di volta in volta di accompagnare la sesta edizione di Trinachia e incontrare delle persone con le quali iniziamo un percorso di conoscenza, ma anche un percorso di una futura collaborazione. E qui ringrazio molto Dario Montana, che è qui con noi questa sera, referente della memoria di Libera, e noi siamo molto grati per la sua presenza e per la possibilità di iniziare un discorso. La presentazione questa sera di questo libro che è intitolato Poetiche contemporanee del dissenso, immaginare del corpo autobiografico, è per noi un pretesto per cominciare a discutere insieme anche ad altre persone su alcuni dei temi portanti di questo libro, fra cui quello della memoria. Un altro grande ringraziamento a Guido Nicolosi, docente di processi culturali e comunicazione all'Università di Catania, che ringrazio vivamente per la sua presenza e per contribuire insieme a noi a riflettere su questo tema di oggi, sulla memoria e sul nostro premio, su Trinachia. Perché abbiamo intitolato questo incontro Le eredità poetiche di Trinachia? Noi ci troviamo nel Mediterraneo, in questo arcipelago di isole mitiche, e l'idea iniziale di attribuire al nostro premio il nome di una di queste isole mitiche, come la famosa Isola del Sole, Trinachia, del poema omerico, era un'idea ma affascinante, ma non soltanto un'idea. A noi interessava anche la capacità che avesse questo progetto di sollecitare delle autrici, delle donne, degli uomini, degli autori a condividere, grazie al nostro premio, una memoria della propria storia di vita, e quindi condividere parte di questa storia di vita vissuta in Sicilia, e questo premio accoglie delle memorie che non sono le memorie soltanto di persone che sono nate e vivono in Sicilia, ma di persone che o sono emigrate all'estero o in altre parti dell'Italia, o degli stranieri o delle persone che hanno vissuto parte della propria vita qui in Sicilia o hanno viaggiato e hanno avuto esperienze di viaggio in Sicilia. Ma qual è l'eredità poetica con le scritture omeriche, ad esempio? Ecco, noi sollecitiamo delle persone a raccontarsi, quindi a ritornare sul proprio vissuto, ma chiaramente non sono i ritorni degli eroi omerici, degli eroi epici di questo poema, ma sono dei ritorni sul proprio vissuto che assomigliano forse più a una sorta di telemachia contemporanea. Ecco, noi siamo non tanto Ulisse, forse siamo Telemaco, no? Come Trinachia, e anche chi scrive diventa una sorta di Telemaco, cioè qualcuno che va in cerca, sollecita dei racconti che ci possono narrare la storia di questo ritorno, del ritorno del padre, nel caso di Telemaco, Ulisse, per comprendere questo viaggio misterioso e questo ritorno di questo grande eroe. Ecco, noi invece sollecitiamo le persone a ritornare sui propri passi, sul proprio vissuto, e raccontarci di questo ritorno. Ma cos'altro può collegare Trinachia, e quindi quale altra eredità poetica possiamo individuare? Io penso ad esempio all'oceano, no? Che nell'antichità era questo grande fiume le cui acque vorticavano e racchiudevano tutte le terre conosciute e le terre ancora non conosciute. E quindi, come dire, questa differenza che esiste tra l'isola e il continente in qualche modo viene elusa da questa grande
abbraccio dell'acqua che contiene tutta la terra, tutta Gaia, e quindi diciamo che noi siamo portatori anche attraverso la scrittura di una capacità, cioè quella di non essere rinchiusi soltanto all'interno del nostro mondo, del nostro modo di vedere il mondo, ma cerchiamo di aprirci anche alla storia dell'altro e quindi di riconoscere anche l'altro attraverso la nostra esperienza. Ecco, quindi non siamo delle isole che sono distanti dal continente, ma siamo delle isole che cercano un nuovo approdo per ricongiungersi insieme agli altri. E voi pensate anche alla stessa Europa. L'Europa non può immaginarsi solo come un'isola scollegata da tutto il resto del mondo, e questo ci ha portato a quello che in questi tempi tristi viene chiamata anche questa contrapposizione, queste frontiere che hanno che hanno diviso l'umanità e la disumanità. Ecco, di fronte a questo la nostra insicurezza, la nostra sofferenza nei confronti del diverso, dell'altro, di ciò che non conosciamo, ecco, diventa una sorta di dissenso, che è un dissenso che genera paura, che genera intolleranza. E noi, attraverso quelli che sono stati fin dall'origine delle Stelle in Tasca, i dispositivi di accompagnamento delle persone a narrarsi e scrivere di sé, riteniamo che anche Trinechia possa essere un altro dispositivo dell'ODP Le Stelle in Tasca, che ci permette, attraverso la scrittura, una riflessione meditata che cerca di sollecitare ognuno di noi a trovare, a esplorare se stessi e trovare dentro noi stessi ciò che è diverso e trovare, scoprire negli altri ciò che è comune anche a noi. Ecco, questo è un modo di non essere indifferenti al modo in cui noi guardiamo il mondo. E quindi questi ritorni sono dei ritorni che non sono dei veri e propri ritorni sui propri passi, ma ci permettono di di confrontare il nostro corpo sensibile con il corpo autobiografico. Cioè l'opera in sé è già un corpo letterario ed è anche un vero e proprio corpo autobiografico. L'autore si confronta in questo corpo a corpo con se stesso e con il testo, con se stesso e con l'immagine che crea in modo responsabile del suo percorso di vita. E non è un ritorno fedele al ricordo o all'oblio di un evento, di un accadimento, ma è una rielaborazione che ci permette di narrare e scrivere per ritrovarsi. Ci permette di narrare e scrivere per riconoscersi, e ci permette di narrare e scrivere per aiutare la vita stessa a farsi comprendere e amare. Ecco, questo a mio avviso è l'eredità poetica che Trinechia rappresenta, ed è su questo che io inviterò anche i nostri ospiti questa sera a confrontarsi su questo tema, di cui la memoria è il tema cardine, il tema principale, nelle varie esperienze che loro rappresentano, e nella possibilità anche per noi di un confronto costruttivo che guardi anche verso il futuro, per un cammino comune rispetto a queste tematiche e a questi interventi, che sono anche degli interventi di animazione sociale e culturale. Io non so se i volontari dell'ODP Le Stelle in Tasca ricordano, e anche fra i presenti ricordate, noi abbiamo iniziato a realizzare i nostri atelier di scrittura autobiografica e biografica in alcune biblioteche della città di Catania. La prima fu la biblioteca dedicata a mio fratello, la biblioteca Montana. Abbiamo iniziato da lì le nostre attività,
e poi successivamente un'altra biblioteca della città di Catania dedicata a Rosario Livatino, altra vittima della mafia. Quindi noi viviamo simbolicamente vicino a questa presenza delle vittime di mafia e noi cerchiamo di fare questi percorsi accompagnando gli altri. È necessario l'accompagnamento, e questa è una delle prerogative della metodologia che abbiamo adottato fin dall'inizio, l'accompagnamento. Io ricordo una parte di questo libro, a me è servito anche per riflettere un po' su un percorso di ricerca, un percorso personale, dove io ho iniziato a raccogliere storie di vita, ad esempio all'ospedale Rothschild di Parigi, per tanti mesi incontravo delle persone che soffrivano di determinate patologie e ho provato in prima persona questa necessità di chi desidera poi raccontarsi, sia di preservare il diritto all'oblio, cioè il diritto a raccontare soltanto una parte della nostra storia, e noi lo preserviamo anche all'interno dei gruppi di scrittura autobiografica, ma la necessità di essere accompagnati perché di fronte a un trauma, che può essere la morte, ma può anche essere la malattia, questo trauma che sconvolge la nostra esistenza e che ci rimette completamente in discussione, abbiamo bisogno di ricostruire non soltanto un'identità, ma anche una continuità esistenziale, soggettiva, e questo accompagnamento è necessario per riuscire a fare questo percorso, questo lavoro. E poi proseguo la nascita delle stelle in tasca, gli atelier di scrittura, la nascita di Trinachia. E tutto questo ci porta poi a diventare dei soggetti, così condividiamo una parte anche di questo percorso, dei soggetti che diventano una comunità di eredità, come si dice oggi, no? Perché raccogliamo memorie e queste sono delle eredità. Ora, la memoria è importante capire questo, che quando parliamo di memoria collettiva, ecco, noi ricomponiamo l'immagine del nostro passato e la rielaboriamo in funzione anche delle esigenze, delle preoccupazioni del nostro presente. Ora, in tutto questo, noi cerchiamo di capire come il rapporto fra memoria e società diventa fondamentale per capire che la memoria sociale è composta di una molteplicità di memorie collettive. Allora, le memorie collettive che provengono dalla vostra esperienza, le memorie collettive che provengono da altre esperienze, ecco, sono tutte memorie che hanno la vocazione di diventare, di costituirsi come una memoria che dia un senso alla nostra esistenza e portatrice anche di valori, perché noi, il nostro futuro, come giustamente tu hai già detto, il nostro futuro è legato alle nostre esperienze. Ora, legare il nostro futuro alle nostre esperienze significa anche legarlo a dei valori, e quindi dobbiamo, in qualità di comunità di eredità, comunità di patrimonio, di un bene, che è un bene oggi definito un bene immateriale, come può essere anche la memoria, i ricordi, le storie che andiamo raccogliendo e condividendo, ecco, dobbiamo essere non solo i custodi, ma dobbiamo anche essere in grado di capire quali sono quei valori che sono nocivi o benefici alla nostra stessa esistenza e che possono determinare anche una rielaborazione di questo nostro passato in funzione anche di un futuro che sia un futuro anche di convivenza, di relazioni umane che siano possibili e che non siano soggiogate, come dicevamo prima, né dalla paura né dal timore dell'altro, ma che siano determinate anche dall'amore, dalla reciprocità nei confronti degli altri, dalla solidarietà, tutti quei valori che sono, potremmo dire, universali, ma che sono senz'altro benefici alla nostra stessa umanità. Ecco, questo per trovare dei percorsi comuni, anche se
ci riferiamo a memorie diverse, ma le stelle in tasca, gli atelier di scrittura, ma anche Trinachia accolgono memorie varie, come hai potuto intuire, memorie varie che vanno da esperienze di persone in stato di detenzione, da esperienze di persone che hanno avuto dei lutti, da esperienze di persone che vogliono condividere parte della propria storia di vita. Ecco, tutte queste storie costituiscono questo nostro patrimonio immateriale che ci determina come custodi, ma anche come portatori di una capacità che è quella di accompagnare e di cercare di trovare quelli che sono, o valorizzare quelli che sono i valori benefici per la nostra umanità. In queste parole c'è anche quello che si diceva, la potenza del racconto personale, la potenza del racconto autobiografico o biografico, quando si racconta la storia di vita di un'altra persona e si diventa i biografi, come anche tu stai facendo in qualche modo. Ma questo insieme stiamo dibattendo anche sulla possibilità che questi archivi, no? Perché queste memorie diventano anche archivi, ma sono degli archivi, abbiamo detto, viventi, e sono degli archivi che si costruiscono dal basso e che raccolgono tutte le storie, non soltanto le storie delle persone più significative e più importanti, tutte le storie. E io nella scrittura autobiografica rilevo, insieme anche ai miei compagni di viaggio che abbiamo fatto, con cui abbiamo fatto diversi percorsi di scrittura autobiografica, sentiamo questa capacità, questa potenza della scrittura verso cui ci accompagniamo, ci autorizziamo in questo percorso, e la possibilità di una creazione, non soltanto ristrutturazione di un ricordo, ma la possibilità anche di una creazione responsabile di questa nuova presenza, che definiamo presenza poetica perché parliamo di questa scrittura, ma è una nuova presenza a noi stessi, agli altri e al mondo, perché attraverso questa creatività noi possiamo o ripetere quella fissità esistenziale che ci blocca, che ci determina su alcuni comportamenti, su alcuni modi di vedere il mondo, oppure possiamo iniziare a introdurre delle immagini, delle storie di cambiamento e che ci possono e ci permettono di trasformarci. Quindi la scrittura autobiografica è intesa anche come rinnovamento personale, che passa attraverso la possibilità che questa esperienza diventi un'esperienza di apprendimento, un'esperienza di crescita personale. E questo non è soltanto un ascolto che noi definiamo sensibile perché condividiamo delle emozioni, perché condividiamo dei sentimenti, ma perché noi cerchiamo un'empatia condivisa. Un'empatia condivisa che ci permette di riconoscere intuitivamente che siamo responsabili verso la vita e che siamo responsabili e che accogliamo tutte le vite, tutto ciò che è vita. Ecco, questo significa che questo ritorno sui nostri passi non è proprio un ritorno sui nostri passi, perché è determinato da una capacità riflessiva e una capacità consapevole della non per ritornare all'eredità poetica di Trinachia. Ecco, in questo arcipelago di isole non siamo qui a cercare dei ritorni sul nostro vissuto, a cercare nuove storie, in un contesto in cui nel mondo antico si determinava l'affermazione di un ordine mitico, no? Un esempio di questi miti, delle lotte tra gli dei e i titani, il titano incelato che è stato scaraventato e seppellito sotto la Sicilia, la testa sotto l'Etna e le braccia ai vari
capi della Sicilia. Ma qui non è più un eroe che racconta di sé per comprendere se ha vinto o è stato sconfitto nella sua esperienza di vita. Qui siamo di fronte a delle persone che cercano di accogliere la vita nella bellezza e anche nella sofferenza che hanno vissuto, per risignificarla nuovamente, per abbracciarla nuovamente con amore. Ecco, questo è, secondo l'esperienza che ho condiviso un po' con queste scrittrici e questi scrittori autobiografi che ho avuto l'onore di accompagnare. Questo è il dissenso poetico. Non è un dissenso rivolto contro l'altro, un dissenso intollerante della storia dell'altro, è invece un dissenso poetico che abbraccia la vita e cerca di non essere indifferente alle storie degli altri. Dal capitolo 10.3 Vocazioni spirituali dell'incontro nel corpo autobiografico. Nel mondo cerco il volto della poesia. Maria Gemma Bonanno. Il corpo autobiografico è l'opera contemporanea incompiuta di un'umanità contraddittoria e incoerente che si confronta con il suo più grande fallimento. Non aver superato e non essere stata in grado di rinunciare all'autocentratura egoica, instillata culturalmente e ispirata ai modelli eroici del sacrificio e della redenzione. Nelle condizioni storiche che hanno generato l'indipendenza degli individui da un sentimento collettivo di appartenenza, subordinato tuttavia alla privazione e alla maggiore o minore distanza sociale da tutto ciò che occorre per sostenere una piena realizzazione della persona, è stato l'appello all'ascolto della profondità dell'anima, a esortare al rinnovamento per reinventare l'esperienza individuale e rinascere in forma nuova. Qui invece assistiamo alla creazione estetica di molteplici rinascite in forme mai del tutto concluse o faticosamente abbozzate, con versioni amorfe che interpellano la profondità della vita individuale e collettiva, esplorata nei processi psichici e nel linguaggio umano. L'osservazione metanalitica del corpo autobiografico, al quale la scrittura cerca di dare una forma, sollecita la comprensione dell'informe che lo rappresenta nella sua pura mutabilità, intento a scindere e integrare ferite irrisolte e rimarginate con le gioie della vita e la serenità della bellezza estetica. Le trasformazioni sensibili del corpo autobiografico collocano una presenza poetica al centro della trama, che traccia un percorso nel raccontare e un'esperienza di scrittura tesa a decifrare l'essere in vita e il considerare l'esistenza, una presenza che va incontro all'inatteso che sorprende e alla fugace alterazione dell'umano sentire. In un tempo e uno spazio propizio, quello della scrittura, avanza la presenza del mondo nonostante sia distante ed estraneo al mondo interiore e dall'altro da sé, dove i sentimenti e gli eventi vissuti sono rinnovati e trasfigurati. Tramutare la vita in un'opera d'arte, un'epifania significativa per l'esistenza di ciascuno, sospende la coscienza intenzionale nella possibilità di un'esperienza di autoformazione, principio di un processo di autoriflessione sensibile che implica una coemergenza di sé al mondo. Meditando e riconsiderando la vita al di fuori dell'esistenza e della coscienza ordinaria dello spazio e del tempo vissuti, avviene qualcosa di straordinario, l'intuizione di una nuova presenza a se stessi e al mondo, che permette un'implicazione e trasformazione. L'essenza degli scrittori autobiografi non si rivela quindi necessariamente nella transizione tra la vita e la storia, al pari dell'eroe della modernità o degli eroi omerici, quando si lasciano dietro di loro vicissitudini e accadimenti, o quando la vita li abbandona e la loro identità si compie pienamente nella storia di vita narrata e tramandata. Osserviamo piuttosto la difficoltà di attribuire una forma definita all'esperienza individuale, che rende problematica e incerta la peculiarità conferita alla scrittura autobiografica, quella di riproporre o reinventare con uno spirito nuovo il vissuto personale e collettivo, e rispetto alla quale subentra, come principio unificante,
il reincantare in forme diverse la vita, esplorando valori collettivi, benefici o nocivi alla nostra umanità. Intanto grazie anche per che Orazio mi ha comunicato la vostra adesione a Libera. Io sono molto contento perché, come dire, noi familiari e noi del settore memoria capite che stiamo dentro i vostri percorsi e per me la lettura di questo libro è stata estremamente complicata. Per me è stato un libro difficile perché è un libro che ti invita a ragionare su te stesso, su quello che noi facciamo e che noi vogliamo rappresentare. Voglio anch'io, come dire, iniziare con una citazione lotta, che secondo me è un punto di riferimento per tutti noi parenti delle vittime che ci riconosciamo dentro Libera e il 21 marzo di Libera, con le parole di Saramago che ci dice che noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo, senza responsabilità forse non meritiamo di esistere. E questo è il senso della memoria e dell'impegno di Libera. Però entriamo subito in crisi, no? Perché le nostre storie ci mettono davanti a una realtà che è faticosa, che è dolorosa. Le nostre memorie sono memorie che partono da eventi di lutto, da eventi drammatici, e quindi non possiamo fare a meno di riconoscere anche il diritto di chi sceglie l'oblio, che buona parte di noi familiari è una scelta che ha fatto, quantomeno per un pezzetto della vita, perché succede che nella tua vita c'è un accadimento da cui è difficile ragionare su un prima e un dopo. Si corre il rischio di essere fermi in quel momento. La tua vita, in qualsiasi cosa fai, ti riporta esattamente al giorno, a me porta al 28 luglio dell'85, quando è stato ucciso mio fratello Beppe a Palermo. E quindi rimani bloccato, rimani paralizzato, senti la giustizia, senti il desiderio di vendetta e da lì non esci. E allora lo stare insieme, il ragionare con gli altri parenti delle vittime, creare un gruppo memoria, riconoscere il dolore che ci ha accomunato, ci ha dato una possibilità, come dire, di via uscita, ci ha permesso di uscire da quel giorno e da quella data della morte. Abbiamo avuto la possibilità di riportare dentro di noi quelli che erano i nostri cari prima e di raccontare i nostri cari anche come li portiamo dentro rispetto a quello che è il nostro impegno perché quelle cose non accadano più. È esattamente il senso, credo, anche dell'introduzione che ci ha fatto in maniera assolutamente puntuale Orazio, ma credo che sulla memoria dobbiamo anche ragionare su un testo che per noi è fondamentale per la memoria. Don Luigi Ciotti ci ricorda sempre, lui è un prete, come dire, ha i suoi riferimenti culturali, e quindi ci dice il testo antimafia per eccellenza. Ci sono due testi che sono antimafia per eccellenza, che sono per lui il Vangelo e poi cita la Costituzione. Io che non sono credente mi appoggio soprattutto sulla Costituzione, che è anche il testo della memoria. La Costituzione è la memoria del nostro paese. Noi siamo un paese in crisi perché siamo un paese che è senza memoria e che la carta fondamentale della memoria ha messo in discussione. Se voi pensate che il partito più vecchio presente in Parlamento è la Lega, capite che un legislatore che non ha più memoria di quella che è la carta fondamentale non è più in grado neanche di realizzare e di proporre delle leggi, e vengono meno gli strumenti di interpretazione delle leggi per gli stessi magistrati, perché viene meno un pezzo di quella memoria. Noi non abbiamo avuto da sempre la memoria della nostra Costituzione, le nostre strade ci parlano anche di altre memorie. Prima avevamo una memoria risorgimentale. Noi parenti vittime delle mafie crediamo che la nostra memoria sia esattamente in piena continuità
con quella memoria lì, della Costituzione, che non ci può essere una memoria dell'antimafia che sta fuori dalla Costituzione, che non si ponga in continuità con la memoria collettiva del nostro Paese, che è la memoria delle lotte partigiane, della resistenza e dell'antifascismo. Questo deve essere un elemento costitutivo da cui non se ne può uscire, perché se no siamo su un altro piano, siamo sul piano della storia, non siamo più sull'interpretazione della lettura del presente rispetto a quello che siamo stati e che ha costituito l'identità di ognuno di noi, rispetto al modello di democrazia che vogliamo realizzare. Noi parenti delle vittime di mafia crediamo che nel nostro Paese si debba realizzare una memoria collettiva che si fondi sulla memoria delle vittime delle mafie, perché rintracciare tutte quelle storie, quando dico tutte, non ricordarci soltanto nei giorni degli anniversari dei nostri cari più o meno famosi, e di liquidare tutti con Falcone e Borsellino e gli uomini delle scorte. L'elenco che noi leggiamo è un elenco lunghissimo di 21 romanzi, è l'elenco di 1031 persone, sono 1031 uomini, donne, bambini, che sono delle persone che raccontano delle storie, che devono essere raccontate. E quando leggiamo questo, rispetto alle parole dell'introduzione di Orazio, io provo il grande dolore e la grande necessità di farci carico anche di altre memorie, perché come ci raccontava e ci rendeva bene l'immagine Orazio, noi viviamo un'isola e quest'isola si deve fare carico delle memorie delle persone di cui non conosciamo neanche un nome, che sono i migranti che sono morti venendo a cercare una possibilità di vita in questo lato della terra. Noi parenti delle vittime di mafia abbiamo avuto la possibilità di ricostruire un elenco che dà al primo diritto umano di una persona, che è quello di essere chiamata per nome, che vuol dire essere riconosciuto, essere considerato come persona, come identità. Queste persone noi non sappiamo neanche i nomi e quindi non siamo in grado di raccontare le storie. La memoria collettiva è il racconto di tutte quelle storie che partono appunto dal basso e sono tutte le storie di tutti noi. Se noi raccontiamo ognuno di noi la storia dei nostri cari, della nostra famiglia, ognuna di queste storie sarà di per sé eccezionale, perché nel racconto tutto viene compattato e tutto, come dire, diventa eccezionale. Non esiste al mondo la vita di una persona che non valga la pena di essere raccontata, perché vuol dire acquistare uno spazio, una riconoscibilità e riconoscere. Ora, noi parenti delle vittime delle mafie però ci troviamo davanti a questa grandissima difficoltà. Noi raccontiamo e parliamo in nome di chi non può più raccontare. Quindi ci dobbiamo fare carico e ci facciamo carico di un racconto di persone. Noi raccontiamo per conto terzi e quando raccontiamo per conto terzi raccontiamo anche di noi. E questo è il percorso dell'evoluzione del lutto che facciamo. Cioè, cerchiamo di portare dentro di noi quelle che erano le visioni del mondo dei nostri cari, proprio perché uno degli elementi fondamentali della costruzione di una memoria collettiva e del valore assoluto della testimonianza è quello di dare senso. E non si può trovare senso se non nella speranza, nella creazione della bellezza e nell'idea vera della memoria, che non è il ricordare il passato, ma il trasformarlo con la visione del presente, di quello che stiamo vivendo, che ci dà la possibilità di avere gli strumenti di analisi e di proiettarli immediatamente nel futuro, di andare incontro al futuro sulla forza e sulla scorta della memoria delle cose che abbiamo vissuto precedentemente. La memoria parla al futuro, la memoria è trasformazione, non c'è cosa più bella che l'idea dei simboli e dei segni materiali della memoria. Se voi pensate, a me fa molto ridere, vi racconto l'esperienza, come dire, personale che ho vissuto. Sono a casa, arriva la telefonata della segretaria del sindaco e dicono guardi dottore Montana, a distanza di 35 anni inauguriamo una piazza a suo fratello Beppe. Considerate che mio fratello Beppe, quando è stato ucciso,
per il 30° non ha avuto neanche la dignità di avere un necrologio pubblicato a pagamento dal giornale della Sicilia, una vicenda per cui c'è in questo momento anche sotto processo e noi siamo costituiti parte civile dentro quel processo. Quindi dopo 35 anni si ricordano che Beppe era di Catania e gli dedicano una piazza. E dico, grazie, qual è questa piazza? È una piazza di San Giovanni di Palermo, è la principale piazza di spaccio di San Giovanni di Palermo, quindi la prima cosa che ti viene è quella di dire mandate a quel paese. Poi ti rendi conto che quello invece è il senso della memoria. Credo che scelta migliore non poteva essere fatta, perché mio fratello doveva portare quella piazza, doveva portare quel nome esattamente lì, perché si doveva fare carico della storia della vita di quei ragazzi che in quella piazza spacciano, perché il senso della memoria è dare un futuro esattamente a quei ragazzi che stanno lì che spacciano, se no la memoria non ha senso, perché è questo il senso vero e profondo della memoria. Poi succede che in questo momento noi stiamo vivendo un percorso di racconto di storie dentro un contesto difficile. Noi stiamo raccontando le storie di vittime di mafia dentro l'UDEPE di Catania, cioè a delle persone che scontano all'esterno la pena, o che ci sono anche qualcuno che è stato condannato all'ergastolo e che in questo momento, come dire, è fuori, sottoposto a obbligo di firma. Insomma, sono presenti quasi tutte le cosche, le famiglie mafiose catanesi. Siamo in collegamento con la carcere di Piazza Lanza. Noi raccontiamo queste storie, incontriamo queste persone e poi con queste persone in un secondo momento stiamo cercando di fare un lavoro per costruire dei percorsi di memoria qui a Catania e quindi partire la storia. E viene l'assessore all'urbanismo, che è un penalista, Enrico Trentino, che non sapeva che esisteva la piazza Beppe Montano. La piazza da cui, come dire, buona parte dei clienti del suo studio sono. Questo è il senso della memoria che non ha senso. È la memoria delle celebrazioni, di mettere una medaglia a un parente della vittima, esprimere una solidarietà, dare una pacca sulle spalle e poi dimenticarsi di coltivare quei luoghi della memoria. C'è un murales che ormai è un po' scollato, dei ragazzi, essendo che in una piazza di periferia hanno rotto dei lampioni, e subito c'erano i titoli dei giornali: la mafia contro la memoria del commissario Montana. Ovviamente in una piazza di periferia erano semplicemente dei carusazzi che avevano fatto quello che avrebbero fatto esattamente in tutte quelle piazze, anzi quella piazza è tenuta bene, proprio perché è una piazza che a quei ragazzi serve e che tutto sommato tengono anche viva. E la responsabilità di chi si dovrebbe prendere cura di questi luoghi. Quindi per me la memoria più bella è la memoria che viene affidata ai ragazzi della cooperativa Beppe Montana, cioè delle persone che su un terreno confiscato si sporcano le mani mettendo le mani dentro la terra per avere una prospettiva di vita. È la memoria che rigenera. E allora, quando noi portiamo queste testimonianze, ci troviamo in grande, come dire, difficoltà, no? Perché la testimonianza è un'esperienza difficile, è faticosa, ti mette a nudo, però è essenziale. È essenziale perché dà proprio quella risposta ai miti a cui faceva riferimento Orazio, che sono le nostre generazioni. Sono i tanti Telemaco, i tanti ragazzi che noi incontriamo di volta in volta nelle scuole, che aspettano il ritorno non del padre eroe di Ulisse, ma aspettano il ritorno di persone adulte e credibili. I nostri ragazzi non hanno bisogno di eroi, hanno bisogno semplicemente della credibilità delle persone adulte che si devono prendere queste responsabilità. E abbiamo sempre un dovere di accompagnare le nostre testimonianze attraverso quest'idea di trasformazione, attraverso quest'idea di dire che le cose terribili che sono successe non sono l'unica soluzione possibile.
e che la soluzione non può essere quella della vendetta, ma l'unica soluzione possibile, il senso di queste morti, sono la costruzione di percorsi di giustizia vera, e i percorsi di giustizia vera non possono prescindere dalla giustizia sociale. Per questo sentiamo l'esigenza di portare queste storie anche dentro contesti che sono diversi, che sono altri, che dovrebbero nell'immaginario collettivo rappresentare il nostro luogo del nemico. Invece noi vogliamo portare le nostre storie dentro il mondo delle carceri, dentro quelle periferie abitate e frequentate da chi ha i miti della mafia e le vittime di quei miti, perché soltanto se tu riesci a provocare questo scandalo, ad aprire con il racconto di una storia questa capacità non di commuovere le persone, ma di invitarli a muoversi e a riprendere in mano la propria vita e la propria necessità di futuro, la propria possibilità di avere e di realizzare una società diversa. Il senso della memoria è tutto questo, e quindi abbiamo bisogno delle storie, perché lo sapete molto meglio di me, gli eventi terribili come quelli che raccontiamo noi, no? 1031 vittime della mafia, o i numeri della Shoah, o i numeri dei migranti che muoiono, sono numeri, no? E spesso questi numeri vengono arrotondati, e quando si arrotondano questi numeri ci si dimentica che quel numero rappresenta una persona, che è una vita, una storia che dovrebbe essere riconosciuta e raccontata. E invece noi, come dire, bellamente non solo non li chiamiamo per nome, ma li arrotondiamo, perché li teniamo, come dire, un incidente di percorso. Invece abbiamo bisogno di riconoscerli, e quindi abbiamo bisogno di conoscere le nostre storie, e ci siamo resi conto che abbiamo anche bisogno di conoscere anche le storie degli altri. Come ci dice, ci racconta sempre una donna splendida, che Marisa Fiorani, che incontrerà appunto, sarà il prossimo incontro che faremo al carcere. La storia, Marisa ha perso la figlia Marcella. Voi immaginatevi quello che stiamo facendo: stiamo portando dentro una struttura chiusa una donna che racconta della propria figlia, una ragazza bellissima, tossicodipendente, che si è prostituita per acquistare la droga e che è stata uccisa perché collaborava con la polizia. Quindi immaginate, portiamo questa storia in quel mondo lì. Noi portiamo una storia in una struttura patriarcale che vede l'oggettivazione della donna e consiglia alla donna un oggetto, un tossicodipendente, una nullità, perché voi sapete che col fatto che l'eroina non viene più iniettata ma viene fumata, perfino gli eroinomani adesso non si considerano più tossicodipendenti con queste forme di assunzioni, ed è una collaboratrice di giustizia. Ed è di per sé uno scandalo, perché gli vai a buttare in faccia questa storia che loro apparentemente rifiutano. Io non ho mai visto finire un incontro di Marisa senza che ognuna di quelle persone si alzasse e l'andasse ad abbracciare, perché la potenza delle storie realizza anche questo. Le storie sono le parole, sono l'unica possibilità che abbiamo di realizzare una possibilità di cambiamento, che probabilmente non si realizza quando racconti la storia, perché così come noi abbiamo bisogno di tempo per poter raccontare le storie hanno bisogno di tempo per entrare dentro di noi, e allora anche le storie devono essere accompagnate. Le nostre testimonianze spesso vengono realizzate e portate in maniera assolutamente inutile dentro contesti megagalattici, no? Quando si avvicinano i periodi degli anniversari importanti si cerca sempre il parente della vittima da mostrare dietro un tavolo per raccontare, come dire, la storia e passarsi la mano. Questa non è una testimonianza. Quella è semplicemente, come dire, l'idea di realizzare un comunicato stampa sul giornale. Non si fa un lavoro. Le nostre storie hanno bisogno di essere accompagnate, hanno bisogno di essere espresse e hanno bisogno poi di essere recuperate. Se non si fa questo percorso,
la storia e la testimonianza rimane lì nel vuoto, può andare a cogliere e colpire soltanto chi è già sensibilizzato, perché noi raccontiamo le nostre storie a dei ragazzi che quando quei fatti li andiamo a raccontare non erano neanche nati, e quindi quei ragazzi hanno tutto il diritto di essere distratti, di mettersi a ridere, perché raccontiamo le storie dei marziani. Quindi la memoria e la testimonianza ha bisogno di essere accompagnata, e l'idea di utilizzare e la necessità di procedere anche attraverso un racconto autobiografico diventa un elemento che ci spiazza, è una difficoltà che noi abbiamo, però una difficoltà che ci pone su una prospettiva che è la prospettiva ancora una volta del futuro, e che ti permette, come dire, un'oggettivazione, prendere spazio e tempo dal racconto dell'evento che stai facendo, ti dà la possibilità appunto di non soffermarti soltanto a quel momento, ma di contestualizzarlo, di raccontare la vita delle persone, perché noi non dobbiamo raccontare l'evento di come sono morte quelle persone, dobbiamo raccontare chi erano, che cosa non facevano, quelli che sono gli aspetti della vita. Per me ha fatto molta impressione la lettera che mio figlio e i miei nipoti hanno pubblicato sul sito di Libera, dedicata al loro zio Bappa, perché io, come dire, sono un po' di patto, ovviamente, sono il papà di così, quindi non sono particolarmente attendibile. Però quello che mi ha commosso, e credo che, come dire, ha assolto il mio senso di colpa, no? Mio figlio e i miei nipoti, da quando sono nati, sentono parlare di bambini sciolti nell'acido, incontrano Nina a casa, Ninetta che racconta di Pier Antonio, suo figlio, che è stato rapito poco prima che facesse 17 anni, per cui lei non ha mai trovato il corpo, l'ha trovato. Storie quindi di disastri. Incontrano Margherita che racconta della sua mamma e dei suoi fratellini gemellini che sono saltati in aria perché la mafia voleva uccidere il giudice Carlo Palermo. Ma quello che trovo bello è che quella lettera mio figlio e i nipoti hanno raccontato dello zio Beppe, non del commissario Montana. E quindi, come dire, vuol dire che hanno fatto proprio i racconti e le storie che Margherita ci fa di Giuseppe Salvatore, non del sangue di Giuseppe Salvatore che si trova nel palazzo di fronte al luogo dove ha scoperto la cosa, ma delle liti che facevano Giuseppe Salvatore perché si volevano vestire, volevano utilizzare gli stessi vestiti, e dei caratteri che avevano Giuseppe Salvatore, cioè della vita delle persone. E quindi, come dire, il porsi la domanda di come è stato possibile che questa vita non si possa essere sviluppata, ma abbiamo una vita e una bellezza di cui ci dobbiamo fare carico e che dobbiamo portare dentro di noi. E la possibilità di scrivere vuol dire prendere la distanza, ragionare sul contesto e soprattutto ci dà la possibilità di consegnare questo alle future generazioni. Per questo, come dire, c'è questa parte del libro e del racconto sulla necessità della costruzione di un immaginario collettivo, perché questo ci dà la possibilità di non considerare la memoria come un archivio fisso, per cui, come dire, tiriamo fuori un ricordo, ma facciamo memoria, quindi pigliamo le nostre esperienze, prendiamo queste storie, le rileggiamo al presente e costruiamo la nostra identità attuale rispetto ai sistemi di valori a cui vogliamo fare riferimento. Così costruiamo la democrazia. Per questo la memoria delle vittime della mafia ha a che fare con la questione democratica, perché non sono vittime qualsiasi. Questo è stato possibile perché nel nostro paese è la democrazia che è in crisi. Ed è quello, per questo la memoria delle vittime della mafia ha quella continuità con la storia della resistenza del nostro paese a questa continuità. Pensate a quello che stanno vivendo i compagni dell'ANPI, hanno la mancanza dei testimoni, no? È difficile raccontare
quell'esperienza senza avere i testimoni. Quindi quella memoria, di quella memoria ci facciamo carico noi parenti vittime di mafia, perché quei sistemi di valori oggi noi li facciamo nostri, perché le vittime della mafia sono morte esattamente per realizzare quei principi che trovano senso, forza e vita nei valori della Costituzione. Al di fuori della Costituzione non può esserci memoria. È un paese senza memoria, è un paese che non ha futuro. Le memorie di cui noi ci facciamo portatori e le memorie delle vittime di mafia sono nella maggiorissima parte memorie di storie assolutamente normali, perché quell'elenco di 1031 vittime non sono soltanto i poliziotti e i magistrati, ci sono anche, come dire, le persone che nella narrazione comune si trovavano nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, che è una narrazione che secondo noi è offensiva della memoria, perché una memoria appunto rielaborata al presente che dà una prospettiva al futuro ci fa ricostruire quella storia esattamente in maniera diversa. Ci va a dire che Dodò, che è un bambino che sta in un campo di gioco in Calabria, che viene ucciso da un proiettile durante uno scontro a fuoco, era nel posto giusto nel momento giusto, lui, e che non è una vittima del caso, perché non è stato un caso, c'è stato un uomo che ha deciso di sparare in quel momento. L'errore può essere il bersaglio, non certo la volontà di uccidere una persona. E la memoria è andare a ricostruire la storia di quella persona che si trovava lì e che non stava in un altro posto perché qualcuno gli ha messo una pistola in mano. Soprattutto se quella persona si trovava lì, quella cosa è un ragazzo minorenne. E allora, come dire, ci si rende conto che bisogna costruire anche quel pezzetto di memoria, come ci ricorda. Anzi, perché la memoria non può essere limitata allo spazio fisico e geografico. Se la memoria è costitutiva di quei valori, non può essere esercitata a intermittenza. Come ci dobbiamo fare carico della memoria dei migranti? Ci dobbiamo fare carico della memoria delle donne somale che vanno a cercare i propri cari al Mediterraneo, ci dobbiamo fare carico delle mamme di Plaza Di Maio che vengono ogni anno per il 21 marzo, dobbiamo abbracciare, come dire, tutte le persone, dobbiamo farci carico della memoria dei nostri migranti che sono morti nel cosa, vuol dire, dobbiamo riconoscere, abbiamo bisogno di espansione di memoria, abbiamo bisogno di allargare i confini, tenendo conto appunto i valori fondamentali. E dobbiamo costruire con la memoria quei valori che stanno dentro quella Costituzione. Per questo è che abbiamo bisogno di questi percorsi. E l'idea del corpo è un'idea bellissima, perché l'antimafia che ha senso è l'antimafia che costruisce relazioni, ma che ci pone la nostra responsabilità e la mette in campo utilizzando il nostro corpo. Quando noi andiamo a dare vita e a fare diventare luogo di memoria un bene confiscato, quasi tutti i beni confiscati che fanno capo al mondo di Libera, per esempio, sono dedicati a vittime della mafia, raccontano storie di memoria e presentano sempre momenti che ricordano la storia di quel posto, perché la memoria è segnare quel passaggio da quel momento terribile del luogo di violenza in un momento dove si costruisce bellezza e futuro, dove si costruisce gioia. Questo passaggio deve essere sempre visibile, perché se no veniamo accecati soltanto dalla prima parte. Per questo abbiamo bisogno del corpo. Quando noi raccontiamo e ci consideriamo parti civili nei processi, portiamo i nostri corpi lì a seguire quei processi. E portare questi corpi lì vuol dire costruire relazioni impossibili. E attraverso il racconto autobiografo si realizza lo scandalo di rendere potenti le parole e di fare trovare lo strumento delle parole uno strumento di sintesi fra mondi che vogliono e si pensano come nemici. La giustizia riparativa si realizza così sulla parola della giustizia, perché io sono felice che gli assassini di mio fratello sono fra i pochissimi che ha avuto una condanna di carattere penale per gli assassini, perché sono pochissimi i parenti di vittime della mafia che hanno visto la conclusione di un processo nei confronti ed esecutori. Ma quel momento non è la realizzazione della giustizia. La realizzazione della giustizia è quando ci facciamo carico dei figli di quelle persone.
dal capitolo 10.3, Vocazioni spirituali dell'incontro nel corpo autobiografico. Nel mondo cerco il volto della poesia. Maria Gemma Bonanno. Considerare le scritture autobiografiche degli autori di oggi, alla stregua di quanto sopra esposto, degli esercizi di inserzione instabile dell'esistenza quotidiana e collettiva, che risvegliano un sentire e un pensare differente, ci avvicina all'esperienza di una poetica contemporanea del dissenso, non più fedele a un'identità personale come un dover essere nella propria storia di vita. Una poetica necessariamente infedele rispetto a ciò che abbiamo vissuto o abbiamo desiderato di vivere. Siamo compartecipi di un'identità narrativa che emerge in quanto narrazione attraverso la scrittura, nel difficile tentativo di cercare soluzioni vitali alternative alla comprensione precosciente e precognitiva di posture mitiche nei confronti dell'esistenza, configurando il racconto di se stessi come un corpo autobiografico informe, che organizzano la fabulazione del nostro rapporto al mondo. Fabulazione che tenta di colmare una distanza e un vuoto insita nella condizione delle donne e degli uomini della modernità avanzata, rivelando un'umanità in bilico tra prossimità e distanza, tra cultura materiale e spirituale. La scrittura autobiografica rappresenta in questo senso un nodo problematico rilevante che riposa sulla distinzione tra soggettività in cerca di verità e di certezze, di conferme della propria identità e del proprio potere per resistere alla precarietà e alla fragilità sociale, e soggettività in tensione tra valori individuali e collettivi, in cerca di scelte benefiche e portatrici di speranza per la nostra umanità comune. Queste donne e questi uomini, andando incontro alle loro emozioni, sperimentando il pensare l'altro come differente da sé e al tempo stesso come un altro se stesso, riconoscono nel loro immaginario autobiografico la possibilità di concepirsi come esseri umani connessi ad altri esseri umani e responsabili nei loro confronti. Ed è questo, in fondo, che ci autorizza ad annunciare che l'amore esiste, che il potere dell'amore si prende cura di un corpo autobiografico diviso tra l'ego e il mondo che soffre, tra la nostra incoscienza di vivere un'esistenza corporale sottomessa al potere della società e la possibilità di ascoltare il desiderio di sé e dell'altro. Sul filo della scrittura noi moduliamo il nostro essere al mondo come un oscillamento mutevole tra individualità e universalità sensibile, tra il bisogno di un amore egoista che mira alla realizzazione di sé e il desiderio di un amore che genera legami e riconoscenza reciproca. L'immaginario autobiografico può, in definitiva, essere inteso come quel possibile slancio della coscienza ordinaria verso una creazione estetica in quanto processo dinamico, ricomposizione della continuità e della discontinuità della vita nelle molteplici forme, attraverso le quali si manifestano le contraddizioni dell'esistenza, costruendo nuove ipotesi sulla vita. Grazie. Innanzitutto ovviamente grazie Orazio per l'invito, grazie a tutti per essere qui, grazie anche a chi mi ha preceduto per la bellissima presentazione, insomma, racconto anche dell'esperienza. Io diciamo che cercherò di il testo che Orazio ci ha presentato per confrontarci insieme è un testo molto ricco, molto denso, molto carico di contenuti e anche difficile per alcuni versi. È un testo sicuramente complesso, che mette insieme un sapere che in questi anni sicuramente si è appunto condensato attorno a tematiche, anche ad autori, tra l'altro provenienti da diversi ambiti disciplinari, quindi io innanzitutto da, tra virgolette, accademico l'ho apprezzato anche per questo suo sforzo e questa sua, profondità molto ricca per chi, fa ricerca all'interno dell'università, non tutti magari, però il sottoscritto sì, apprezza, perché è anche non recintato all'interno di un percorso
standard appunto accademico, predefinito, e invece ci racconta una ricchezza che esonda, diciamo, rispetto anche ad alcune restrittezze, diciamo così, accademiche. E quindi lo ringrazio per avermi, come dire, permesso di leggere, di conoscere il tuo lavoro, la tua esperienza, e per avermi invitato qui. Proprio per questa sua caratteristica, del libro intendo, non ho voluto e non voglio preparare, diciamo, un intervento strutturato, ma mi voglio innanzitutto affidare anche agli stimoli e alle sollecitazioni che sono già arrivate da Orazio e in generale dalla discussione che si è sviluppata fino adesso. Io innanzitutto mi presento per chi non mi conosce, sicuramente diciamo, è importante farlo proprio perché è la storia di ciascuno, innanzitutto è appunto la presentazione di sé, insomma. Io insegno all'università, mi occupo di sociologia da diversi anni, ho una specializzazione, diciamo, disciplinare in un ambito che sostanzialmente è lo stesso ambito di Orazio, no? La sociologia della cultura e la sociologia della comunicazione. E quindi diciamo che il tema della memoria è un tema sempre presente, anche se sullo sfondo, e io l'ho scoperto, devo dire la verità, recentemente, nel senso che ho lavorato molto sui media, in particolar modo, ho lavorato molto su alcune tematiche, per esempio, più volte citata la questione della migrazione, delle migrazioni. Per diversi anni mi sono occupato delle forme della rappresentazione mediatica delle migrazioni e recentemente, ormai alcuni anni fa, ho scritto un testo che racconta la tragedia di Lampedusa dell'ottobre 2013, raccontata dai lampedusani, con una serie di interviste che, diciamo così, ho realizzato in parte io, in parte una giovane ricercatrice che mi ha aiutato, appunto con i lampedusani dopo la tragedia del 3 ottobre, e attraverso la ricostruzione dei racconti, diciamo, autobiografici parzialmente, nel senso che, come giustamente si diceva prima, chi racconta una storia diciamo, terza racconta anche se stesso, naturalmente, no? E in questo caso i lampedusani raccontavano la storia dei migranti, diciamo, sopravvissuti e di quelli deceduti sulla base delle loro esperienze, dei loro racconti. Ed è stata un'esperienza che che posso dire ha cambiato un po' la mia vita, nel senso che la mia vita di ricercatore innanzitutto, perché quando ho sbobbinato queste interviste, questi racconti, sono rimasto sostanzialmente traumatizzato da queste storie, da questi racconti, e quindi quello che doveva essere un articolo che mi era stato commissionato da una collega francese che stava lavorando ad un numero monografico per la rivista Communication, che tu immagino conosca, che è una famosa rivista francese, che appunto lei stava coordinando e dirigendo una ricerca sul tema della morte. Ed è stata lei stessa che mi ha chiesto, in quanto siciliano, era da poco accaduto la tragedia di Lampedusa, di appunto occuparmi di questa cosa, se io fossi stato disponibile a occuparmi. Io avevo già in precedenza lavorato al tema della rappresentazione mediatica, ho accolto con grande entusiasmo questa idea, ho sviluppato appunto questo progetto di ricerca, ho fatto queste interviste e mi sono trovato nel mezzo di una nuova realtà per me, perché io fino ad allora mi ero occupato di appunto rappresentazione mediatica, immagini, racconti fatti da professionisti, da giornalisti. Il giornalismo i media in generale sono una strana ibrida, come dire, configurazione di, potremmo dire, di memoria vivente e anche di memoria archivio. Poco fa si citavano giustamente questa differenza, perché nel giornalismo si raccontano storie vive o di vivi o di morti da poco, di traumi in corso d'opera o appena realizzati, e poi il giornalismo diventa anche prima cronaca e poi diventa anche storia, quindi in qualche modo è una sorta di caronte che accompagna verso la fissità, a volte anche l'oblio, si diceva prima.
Questa esperienza invece è stata un'esperienza nuova perché io ho direttamente invece intervistato le persone in carne ed ossa. Non erano i migranti, perché i migranti, ovviamente quelli morti non c'erano già più, e quelli vivi non c'erano neanche più perché Lampedusa l'avevano lasciato già da un po' di tempo. Tuttavia il racconto di questa tragedia filtrata, mediato dai lampedusani, mi ha aperto un mondo emotivo, un mondo traumatico. Da questa esperienza io poi ho realizzato un articolo, poi un libro. Questo libro è stato pubblicato in Italia e poi è stato tradotto in Francia. E ho scoperto questa realtà in maniera, come dire, che prima era sullo sfondo, anche un po' nascosta dai media, dall'analisi dei media, che è appunto la realtà della memoria raccontata, autobiografica in qualche modo, che diventa emozione, diventa anche, come dice giustamente più volte Orazio, incontro con l'altro, non egocentrismo, perché questo è un po', non è narcisismo, nel senso che ovviamente quando si parla di racconto di sé, autobiografia, uno può pensa che ci si trovi davanti a qualcuno che, proprio perché racconta sé, in realtà è egocentrato e anche narcisista. In realtà non è così, o non è sempre così, o comunque la narrazione è anche sempre e comunque, soprattutto se è gestita e incanalata, una forma di confronto e di incontro con l'altro. Ovviamente questo tipo di memoria è diversa dalla memoria, per esempio, istituzionale e cerimoniale a cui prima si faceva riferimento. Io sono d'accordo perfettamente che la memoria viva e vivente è quella altra, quella che si realizza anche sul campo, si realizza con le azioni, si realizza con gli interventi. Tuttavia devo dire anche che credo che le due cose, i due mondi, non siano due mondi, come dire, contrapposti, nel senso che noi abbiamo bisogno di quella memoria ma anche dell'altra. Faccio un esempio ancora una volta preso dalla mia esperienza, dal mio vissuto. Io insegno in un dipartimento che è il Dipartimento di Scienze Politiche, anzi adesso si chiama Scienze Politiche e Sociali, si chiama Facoltà di Scienze Politiche, adesso ha cambiato nome, e da studente ho frequentato quelle aule. C'era un'aula molto bella anche che si chiamava Aula B, che era una delle aule più belle della mia facoltà. Non era l'aula magna, ma subito dopo l'aula magna era l'aula più bella. Adesso da docente faccio lezioni in quell'aula e quindi fra l'altro mi ricordo anche appunto le mie esperienze da studente. Adesso però quell'aula non si chiama più Aula di Milano, ma si chiama Aula 21 marzo. E devo dire che ogni anno mi capita di aprire i corsi facendo riferimento anche a quest'aula, al perché di questo cambio di nome di quest'aula. Ma tante volte sono gli studenti che me lo chiedono e mi chiedono: professore, ma perché si chiama 21 marzo? Perché per tanti il 21 marzo è una data, pensano alla primavera, probabilmente, no? Allora invece in quel caso quella, come dire, forse uno potrebbe dire si tratta di un formalismo istituzionale anche quasi fastidioso, perché uno può pensare che si tratta di un modo per lavarsi la coscienza. In realtà poi però ci rendiamo conto che anche quello può servire soprattutto per chi, come giustamente si diceva prima, è marziano, o per cui noi siamo marziani, nel senso che è vissuto in un'epoca in cui tutto questo ovviamente non è accaduto. E in effetti, alla fine, quando si diceva prima il rapporto tra memoria e senso, e costruzione di senso, questo è l'elemento psicologico e sociologico fondamentale. Cioè la memoria aiuta a dare un senso alla propria vita, quindi aiuta alla costruzione di un'identità e quindi ci proietta verso il presente e verso il futuro, naturalmente, perché noi siamo anima e corpo. Il corpo, giustamente, tante volte citato da Orazio, è un corpo innanzitutto biologico, un corpo che è fatto di cellule, di tessuti, quelli hanno una memoria, diciamo così. Però noi ogni giorno che ci guardiamo allo specchio, noi ovviamente lo diamo per scontato, ma noi non siamo
gli stessi del giorno prima, perché il nostro corpo è cambiato, anche se non ce ne rendiamo conto, ma molte cellule sono morte, altre sono nate e quindi in realtà noi non siamo gli stessi, letteralmente non siamo gli stessi. Ma se ci riconosciamo in uno specchio, questo è perché esiste una dimensione immateriale della memoria che dà continuità, senso e identità al nostro vissuto. E qui sta la grandezza della memoria, che probabilmente, o meglio, da quanto io ho letto e da quanto tu mi hai un po' raccontato, e poi anche ho trovato in questo testo, fai o fate, questo processo implica una ricostruzione, cioè la memoria immateriale di noi umani è una memoria ricostruttiva, non è appunto non è un archivio fisso, non è mai nel bene e nel male, perché appunto c'è sempre un equilibrio estremamente precario tra memoria e oblio, come si diceva prima. E quando noi raccontiamo, narriamo, facciamo esattamente questo, cioè ricostruiamo eliminando, selezionando delle cose, perché la nostra memoria è sempre ricostruttiva, sempre, tanto che anche nelle aule di giustizia bisogna stare attenti, no? Come dire, i testimoni di giustizia non rappresentano comunque una memoria assolutamente fedele, naturalmente, tanto che è necessario una serie di confronti, di incroci, eccetera, eccetera. La ricostruzione che noi facciamo, in effetti, elimina delle cose, seleziona, e questo è, come dire, nella natura del nostro cervello, nella natura del nostro essere umani, e ricostruisce dando senso e identità a noi stessi e anche agli altri. Dirò di più, sempre procedendo in maniera un po', come dire, anche, mi scuso per questo, un po' disorganica. Si citava in precedenza la questione della vittima di mafia, il ragazzo che si trovava, come si usa dire, tra virgolette, nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non solo sono perfettamente d'accordo sul fatto che è una frase offensiva, perché quasi, come dire, a derubricare o comunque squalificare la figura, no? Della vittima, ma in più in realtà non esistono luoghi sbagliati e momenti sbagliati, nel senso che quella drammatica esperienza, l'evento drammatico di una vittima per caso, tra virgolette, ci mostra che nulla è per caso e ci mostra che in realtà quando noi viviamo in una società non siamo esseri isolati, ma siamo esseri incardinati all'interno di un tessuto, di un contesto. Quindi se noi ci troviamo lì, non è perché, come dire, veniamo da Marte e siamo catapultati in un mondo che non è il nostro. Non esiste, come dire, una conflittualità tra simboli, non esiste una, come dire, condizione patologica, diciamo così, che sia limitata ad individui o ambienti. Ed è pia illusione immaginare che la mafia, nel caso specifico, è una cosa che riguarda quelle persone, no? Una volta a Catania si diceva tanto s'ammazzano giariti, no? Questa era la frase che tipicamente veniva appunto ribadita. Io diciamo, oggi ho superato i 50 anni e quindi ho vissuto da ragazzo quell'esperienza, un periodo, come dire, drammatico della nostra città. Negli anni 80 a Catania si registravano più di 100 morti l'anno, no? Per faide molto spesso, oppure per omicidi opinatori. Come? Quando la mafia non esisteva. Quando la mafia non esisteva. A me è capitato più di una volta, io andavo a scuola nel Galileo Galilei, quindi vicino al villaggio Sant'Agata, se ricordo bene si chiama, di Vescovo Maurizio, e per ben 2 volte nel corso della mia carriera scolastica ho incontrato casualmente 2 vittime, sicuramente per scontro, diciamo, in faida interna, e però si diceva, vabbè, ma insomma, basta, tanto si ammazzano tra di loro, quindi in realtà non è così per nulla, e anche il fatto di incontrare appunto nel mio percorso queste vittime mi ha fatto prendere consapevolezza del fatto che in una società nessuno è isolato, nessuno si salva da solo e nessuno, diciamo così, vive da solo, quindi il problema non riguarda
quelli lì, ma riguarda tutti quanti noi. Per tornare alla questione invece della mia esperienza da ricercatore con la memoria dei migranti, che poi appunto i migranti, come Orazio ha scritto molto bene, il migrante ha anche un'immagine mitica, diciamo così, no? L'immigrato, lo straniero, diciamo così, è l'altro che alberga anche in noi, e per questo, diciamo, la mia esperienza di ricerca forse è stata anche per questo particolarmente significativa e toccante. Io ho avuto modo di comprendere la potenza del racconto, diciamo così, biografico o autobiografico, che non è anche questo, come dire, un racconto che si oppone o si contrappone alla storia. Cioè la memoria autobiografica non è l'opposto della storia, ma sono due facce della stessa medaglia, e secondo me è sempre più importante quello che sta avvenendo in questi ultimi anni, anche nel mondo accademico, ma voglio dire, in realtà è una cosa che è nata già parecchi anni fa, di riuscire a come dire, intrecciare, ricostruire il tessuto, i legami tra queste due dimensioni che per molto tempo in accademia, questo sì, sono state considerate contrapposte, cioè lo storico, gli storici hanno sempre considerato le storie autobiografiche con la S maiuscola come qualcosa che, come dire, non appartenesse alla memoria alta, come se ci fosse una memoria alta e una memoria bassa, quella storica, oggettiva, scientifica, fissa e immutabile e indiscutibile, e poi le storie soggettive, personali, che quindi hanno un valore, sì, un valore umano, soggettivo, ma non contano dal punto di vista della scienza e dal punto di vista come dire, dell'accademia nello specifico. In realtà non è così, e i due mondi devono nutrirsi anche in questo caso, per le ragioni di cui prima, reciprocamente. Perché quando noi raccontiamo una storia nostra, raccontiamo un pezzo di storia della collettività, di storia di memoria collettiva e di memoria sociale. Questo Alvax l'aveva chiarito e capito, diciamo, all'inizio del Novecento. Insomma, fondamentalmente le due dimensioni coesistono, ed è come dire, importantissimo riuscire a trovare, no, gli intrecci e le sovrapposizioni. Quando io ho raccolto le testimonianze di questi lampedusani, mi hanno raccontato un pezzo del loro vissuto, ma hanno raccontato un pezzo della storia, e potrò dire di più, devo dire di più, che la loro storia era molto più potente e molto più vera della storia che, ad esempio, ci hanno raccontato le media, perché il mio lavoro è consistito dopo aver raccolto le loro storie, di confrontare, paragonare le storie raccontate dai lampedusani con la storia raccontata dai media. E come dire, molto spesso, non sempre per fortuna, ma molto spesso la divergenza era drammatica nel vero senso della parola, perché la memoria dei lampedusani è una memoria fatta di sangue, carne, corpi, ma letteralmente, perché era la storia, raccontavano la storia tutti sanno che, come dire, la tragedia di Lampedusa è uno spartiacque nella storia delle immigrazioni e dei racconti sulle migrazioni, perché fino a prima di Lampedusa non è che non morissero i migranti nel Mediterraneo, non solo che venivano risucchiati nei flutti del mare, e quindi nessuno in realtà poteva appunto averne memoria. Recentemente un film diciamo, televisivo con Fiorello racconta la storia dei morti di Portopalo, in cui appunto spiega come un pescatore ha capito che una tragedia si era consumata perché ha ripescato una carta d'identità, ma ha faticato moltissimo per poter dimostrare che al largo di Portopalo si era realizzata una delle più grandi tragedie, diciamo, dei migranti, molto più grossa e molto più importante probabilmente di quella di Lampedusa. Però a Lampedusa è successo invece una cosa diversa. A Lampedusa è successo che i corpi sono arrivati a riva, perché il naufragio è avvenuto praticamente a poche centinaia di metri dalla riva. E quindi ci sono stati dei testimoni oculari, cioè delle persone lampedusane, italiani, quindi dotati di credibilità, che invece viene spesso negata ai migranti, che hanno raccontato, e questo diciamo è l'aspetto anche importante, nel senso che la storia di Lampedusa ha avuto una potenza perché è stata raccontata dai lampedusani, che hanno questo,
come dire, io a volte mi è capitato andando in giro, non solo in Italia, anche all'estero, raccontando queste storie, mi ho detto, ma i lampedusani sono degli eroi, allora, per quella volta invece sono stati dipinti come invece al contrario dei razzisti, delle persone insensibili, in realtà che non sono né l'uno né l'altro, nel senso che i lampedusani sono delle persone normali come tutte le altre, che hanno anche avuto in certi momenti storici, in certi momenti paura di ciò che stesse accadendo e anche dei loro interessi, hanno anche umanamente, come dire, tentato di tutelare i propri interessi, il turismo, eccetera, eccetera, ma hanno una particolarità che è quella di essere degli isolani, a proposito delle isole. E gli isolani, chi vive nel mare sa che la prima legge è che si deve sempre e comunque aiutare chi è in difficoltà a mare. E quindi sono degli eroi, ma non nel senso illuminista che noi possiamo avere, no? Cioè dei soggetti dotati, le persone dotate di principi appunto illuministici finalizzati, no? all'aiuto dell'altro, eccetera, eccetera. Sono delle persone umane che hanno appunto messo a disposizione la loro umanità per tentare di salvare delle persone o per dare, come dire, sostegno anche nella loro isola a moltissime, a centinaia, se non migliaia di migranti. E soprattutto hanno raccontato una storia che nessun altro aveva raccontato. E questa storia è stata ascoltata, è stata in parte all'inizio, come dire, tenuta sotto traccia, anche rimossa dai media, perché comunque non faceva comodo, dava fastidio, infastidiva, e poi invece col passare del tempo queste storie personali, piccole, che io anche ho tentato appunto di riportare nel mio libro, hanno svelato, come dire, hanno tolto il velo e hanno fatto capire cosa stesse realizzandosi diciamo, nel Mediterraneo, trasformando quella tragedia, in fondo apparentemente insignificante, se non fosse stata raccontata da loro, in una tragedia storica, è diventata storica. Una delle piccole storie, per virgolette piccole, per me enormi, che mi hanno letteralmente cambiato la vita, è la storia di un padre che appunto viene intervistato, un signore che viene intervistato fuori da un ospedale ed è in stato di confusionale. È stato confusionale e quindi gli chiedono come mai fosse appunto in stato confusionale, se fosse solo. E lui racconta che in realtà era in viaggio con la moglie e con 2 figli, anzi un figlio e una figlia. E la moglie adesso era, con la figlia, era ricoverata in ospedale. E lui racconta che si trovava nel barcone, ad un certo punto il barcone si è rovesciato, perché si è rovesciato in seguito ad un incendio, e quindi essendo lui un nuotatore, un buon nuotatore, come fra l'altro sono io, nel senso che io amo nuotare, mi piace nuotare, nuoto spesso qui sotto, sotto il castello, e lui aveva 2 figli come me, un figlio maschio e una figlia femmina, praticamente della stessa età, e lui racconta che è convinto di poter raggiungere la riva, perché la riva è veramente vicina, e allora decide di mettersi sul dosso e prendere la moglie con il braccio destro, la figlia col braccio sinistro, e mette il figlio piccolino, il più piccolino sul ventre, e comincia a nuotare come dire, a ritroso. Poi a un certo punto si rende conto di non riuscirci, e allora racconta che deve decidere di sacrificarne uno, perché o lascia uno o non arriverà nessuno, perché nessuno sapeva nuotare tranne lui. E quindi lui decide di abbandonare il figlio maschio e lo lascia a mare. Ecco, questa storia autobiografica, raccontata da un lampedusano, posso dire che mi ha cambiato un po' la vita, perché io da quel momento ho deciso che mi sarei occupato di quella ricerca, e poi dopo, adesso come tu sai, il mio tema, diciamo, di ricerca è il tema della memoria delle catastrofi, perché sono convinto che la memoria delle catastrofi, sia quella oggettiva, scientifica, che è necessaria, o istituzionale, sia quella di chi è, come dire, personalmente coinvolto, ci può evitare, come dire, aiutarci a evitare che quelle cose accadano nuovamente, si ripetono nuovamente uguali a se stesse. Grazie.